Sardegna, insieme a Tiziana Arcieri, la mia socia, abbiamo fondato un'associazione che si chiama Sardegna in Movimento, che è un'associazione che gestisce questo piccolo spazio culturale che si chiama Jester Club. Jester perché la traduzione significa giullare, perché questo spazio vorrebbe essere uno spazio di condivisione, di libera espressione artistica da vivere in convivialità. In questo spazio abbiamo 4 anni, abbiamo svolto svariate attività, facciamo musica, teatro, ballo, danza e niente, qua si svolgerà questo piccolo festival dedicato alle Launeddas che si chiama Launed Arts, che in realtà però fa parte di un progetto un po' più articolato, finanziato dalla Regione Sardegna in parte, attraverso dei fondi dell'Unione Europea. Questo progetto si sviluppa attraverso 3 direttrici. Una è la realizzazione di un archivio digitale multimediale che è in preparazione, stiamo ultimando e che quindi nelle prossime settimane sarà fruibile. Un'altra parte del progetto è dedicata appunto agli eventi di musica dal vivo e oggi iniziamo, e poi un'altra parte del progetto è dedicata invece all'attività didattica laboratoriale, quindi proprio insieme all'associazione Sonus Degan abbiamo organizzato un piccolo laboratorio che si svolgerà in una scuola del Campidano. Sarà una sorta di piccolo abecedario sulla costruzione delle Launeddas e sull'utilizzo delle Launeddas. Questo festival inizia oggi, si conclude il 30, si svolgerà ogni fine settimana con eventi sempre molto diversi tra di loro, in bilico fra la tradizione e la sperimentazione. Come ho detto, oggi iniziamo con l'associazione Sonus Degan, che abbiamo avuto il piacere di conoscere, quindi non vi rubo altro tempo. Loro ci diranno magari, non so, se vogliono qualcosa di loro, e poi partiranno con le musiche e i canti della tradizione musicale sarda. Buona serata, buon divertimento, grazie. Musica